Erano lì, a farsi come se fosse casa loro. Ferragosto di sangue e pestaggio per Gilberto, 30 anni, occhi gonfi e cerchiati da ecchimosi, così come la mascella destra, naso rotto per una frattura di grande entità ed ora in attesa di intervento entro la prossima settimana. A ridurlo così una coppia di tossicodipendenti, lei marocchina, lui nigeriano, già noti alle forze dell'ordine. Lo hanno aggredito dopo essere stati sorpresi a farsi fuori dalla porta di casa sua, qui al terzo piano di via Fogazzaro, laterale di via Cappuccina a Mestre. Il video girato immediatamente dopo la barbara aggressione è divenuto virale dopo essere stato postato sui social. Eccone uno stralcio dopo che abbiamo sfocato il sangue che copioso gli scendeva dal naso. Si sono messi a farsi cocaina alla luce del giorno qui. Credo sia mezzogiorno l'una. Nessuno ha fatto niente. Questi sono venuti, sono entrati in casa nostra, hanno salito le scale e hanno iniziato a drogarsi sulle nostre scale. Io sono sceso per farli uscire, ho provato e loro poi mi hanno aggredito. Gilberto lo incontriamo proprio sotto casa dove è stato pestato e appena rientrato dall'ospedale stanotte in preda agli incubi non ha dormito, ci racconta. Essendo 2 contro 1 ho potuto fare quello che ho potuto, cioè ho ricevuto pugni, graffi, morsi, senza considerare il terrore e la paura che qui subiamo tutti i giorni. Una decina i testimoni che hanno assistito all'aggressione senza tuttavia intervenire né prendere posizione per paura di ritorsioni, racconta sempre Gilberto, il suo appello a Zaia e Brugnaro. Mi fa malissimo in realtà, però magari non lo do a vedere, anche perché non dobbiamo mostrarci deboli.